San Lazzaro, un polmone verde che da mesi lotta per restare verde. Dopo i progetti dei privati bocciati da provincia e comune, adesso è il caso Baxi Pengo a far preoccupare i residenti. Al netto delle legittime necessità di Baxi e dell'importanza di tutelare posti di lavoro e famiglie, da San Lazzaro e dalla città fioccano appelli affinché si utilizzino capannoni dismessi e strutture già esistenti invece di costruirne nuovi nel verde di via Rambolina e via Rivabianca. Chi vive lì ha voluto ancora una volta far sentire la propria voce, partendo proprio dall'ultimatum di Baxi al comune. Ci chiediamo se sia accettabile che un'azienda che pur lecitamente sta facendo delle valutazioni sui propri investimenti futuri utilizzi un tono come quello che abbiamo letto rivolgendosi all'amministrazione comunale. La richiesta di costruire un capannone così vasto in questa zona è stata fatta più volte nel corso degli ultimi 25 anni ed è sempre stata rifiutata. Ci chiediamo se abbia senso presentarla proprio in questo momento con quello che stiamo vedendo che sta accadendo in più posti d'Italia dovuto a eventi meteorologici incontrollabili. Il riferimento è alla tragedia che sta vivendo l'Emilia-Romagna, perché oltre alla questione di salvaguardia del verde si deve parlare anche di sicurezza idrogeologica. Il Consiglio di Bacino già un anno fa aveva manifestato perplessità sulla gestione delle acque in quell'area. C'è poco tempo per decidere sul da farsi, intanto nei cittadini dubbi e domande restano. Qui bisogna aggiungere le parole dei privati interessi, che per niente velatamente hanno in questo momento minacciato anche il fronte dell'economia locale e dei posti di lavoro. Sembra di essere ad un bivio e di dover scegliere per forza tra tutela del territorio e tutela delle famiglie che dipendono da tale occupazione. Non si parli più di compromesso. Non si parli più di soluzione tampone, come se mettessimo un cerotto ad una emorragia che in realtà ha delle cause molto più profonde. Si parli invece di decrescita consapevole, non solo di profitto, non solo di aumento della produzione e degli scambi economici.